Bene Italia, buongiorno Italia. Ti ritrovi nel dietro le quinte delle puntine del mondo e nella micro puntina precedente abbiamo visitato questo stupendo castello abbandonato in fase di pseudo ristrutturazione e adesso siamo ancora qui in Slovenia, nella parte est. Ha smesso di piovere per fortuna, ringraziando qualche dio, il dio della pioggia, Pioggiolo. Aspetta che intanto continuo a parlare con te, perché all'andata la discesa era anche semplice, è pieno di coriandoli, non sono fiori. È vero che ho le scarpe da wild, però insomma sai, la salita è sempre facile, la discesa è un po' così. Sai che Singano non è un Singano molto equilibrista, non è un Singano molto montanaro sotto questo aspetto, insomma. Senti, che musica. Basta, sono eccoli qua. Ci. Che spettacolo. Giovanni forse non ha capito che Singano non è tanto un montanaro, mi vuole portare da qua. Giustamente sei su una fotocamera, non su una GoPro, quindi per carità la prospettiva è diversa, però insomma comunque ci sono dei tratti che possono essere un po' ripidini. Più che altro è tutto scivoloso, appena bagnato, porca troia. Giovanni! Di che non è una figata? Potevo filmartelo in 4K, ma dopo diventa una rottura di balle il montaggio, quindi te li faccio tutti in 1080, pazienza. Meglio avere dei video carini montati con la musica a tempo che avere dei video a alta risoluzione che dopo non torna niente, perché serve un elmetto. Vuoi un elmetto? Ioani! Qua cosa c'è, il burrone della morte? Porco cane, impalcature a livello porca troia. Ciao piantina semaforica. Ma sì dai, ma vuoi vedere che Giovanni ha trovato la spazzola medievale? Guarda qua, ma sì, secondo me sì. Fantastico, ero lì rilassatissimo, poi sono sbrissiato, porca troia, e adesso ho l'ansia da sbrissiamento. Mentre l'altro disgraziato sprezzante della vita va avanti così, tranquillo. No, che è tutto spacciarotto, erba, capisci? Si sbrissia, guarda che mega discese, porca troia. Dove cazzo sei passato, destra o sinistra? Ma io passo di qua che così se cado, perché sempre ste robe a Singano. Porca troia, piano pianino, ce la si può fare, ce la posso fare, ce la farò, ce la sto facendo, ce l'ho quasi fatta, se cado ce l'avrei quasi fatta, no, ce l'ho fatta. Sono nel ruscello, guarda che bello, là su Monti con Annette, dove scialo sempre blu, là con Gaffi e con Abadul. Vieni anche tu! Porca troia! Guarda che forti sti fioretti, in realtà sono delle foglie di pianta verde che dopo al centro diventano gialle, cioè ti fanno l'inganno. Fuori? Forse si scopre un po' di fauna nuova, no? La fauna! Vivere è una cosa che vorrei fare, vivere. Ma continuo a sbrissiare e mi è difficile poi eventualmente vivere e soprattutto sorridere. Porca troia, no, ho le scarpe da wild, dai, via, tranquilli, tutti sciolti, guarda che scioltezza, occhio che mi metto in scioltezza, sciolti. Bene, il motore è partito, non c'avevo neanche tanti dubbi, perché insomma ho messo 30 euro di gasolio sloveno, quindi insomma dai, ho tirato l'aria e è partito il primo colpo subito, ecco. Certo fa freddo, siamo tipo 3 gradi segnati. Ho azzardato questo parcheggio selvaggio perché siamo a PTUJ, probabilmente la pronuncia corretta è PU. Non era tra i posti pianificati, è solo una sosta perché il Pigna qua non vuole arrivare in Ungheria, cioè mi fa fare... perché devo pisciare e prendermi un latte macchiato. Il latte macchiato, Era qua i mezzi da camperizzare. Che sia aperta qua. Sì, è aperto. Fico. Si può andare, vuoi? Vale Anareslave, cioè queste praticamente fanno qua con l'accento sulla Q. Eccoci qua, guarda, qua è il panificio tipico, l'avevamo appena detto prima che bisogna andare nel panificio tipico. Buongiorno Slovenia! Allora siamo rimasti sempre col discorso, no? Che io gli ho detto a Giovanni, mi raccomando il costume,
Porca troia, siamo qua vestiti da inverno. Che freddo, un freddo becchissimo. Incredibile. Porca miseriaccia. E adesso a piedi andiamo lì. Qui puoi vedere un esemplare di Giovanni in crisi d'astinenza da bar, che è qua alla ricerca. Mezzogiorno? Vabbè, a mezzogiorno giustamente lui deve bere il caffè. Guarda le cose tipiche, guarda là dentro la casa tipica. Ma no, guarda la cosa tipica qua, il sottopasso tipico. Tutto tipico. No, guarda i murales tipici. Belli. E guarda che simpatico il Music Caffè, che gli hanno messo tutti i dischi fuori. Se no, di qua, che bello, che razza di baretti, altro che i nostri da barboni. Wow, fantastico sto baretto. Quindi Sir Giovanni cosa ne dice del posto? Devo andare a cercare il cesso per pisciare. Ecco, il Sir che deve cercare il cesso per pisciare. Cosa? Sir Giovanni che è giacchetta chigna. Sir Giovanni Guarda, ci sono anche lì. Oh, che figata sto posto, si chiama Music Caffè. Nella città che ti ho detto prima, la città quella del Tu là. Non c'hanno le bustine con scritto il nome? No. Cosa, che gioco? Sa tipo scacchi. Glielo chiediamo al barista come si fa. Ma lascia in pace il barista. Guarda il 2 com'è. Io direi che Sir Yuri appena finito il caffettino vorrebbe anche andare avanti, più che altro per arrivare in Ungheria, perché dicevo a Giovanni, no, Slovenia è vero che siamo da tutt'altra parte rispetto a quella che di solito visitavo, qua siamo proprio nell'estremo est, però diciamo Slovenia è sempre Slovenia, insomma, quindi ci tenevo, no, arrivare il prima possibile in Ungheria, Serbia, Macedonia, anche se sinceramente mi è venuta su una stanchezza, deve essere il freddo fuori, porca miseria. Vedi, no, in questo caso c'era il ragazzo, no, che aveva sbagliato a farmi il caffè, ha portato un cappuccino decaffeinato anziché un decaffeinato e basta, no? Però vabbè, cioè, che cazzo vai a rompergli i coglioni? È giovane, qua che lavora, dopo si prende anche carne, cioè dici no, vai tranquillo, non sta a dire niente, fa finta di niente e basta. Anche a te. E due, è bellissima sta roba, la cupola per lo scambio libri, praticamente tu arrivi qui, lasci un libro e te ne prendi un altro. È forte sta roba. Hanno tappezzato la casa così, figata. Bello, guarda che case tipiche, che robe tipiche. Andiamo a vedere le robe tipiche. Guarda un murales, no un murales, come si chiamano? Mosaico tipico. Lavanderia tipica, Giovanni tipico, nostro, cosa è nostro.